Siamo andati a Napoli per incontrare una giovane star locale che ammette senza pudore il suo amore vanesio per lo specchio. Oltre ad essere un cantante è anche un ragazzo, è anche un giovane che ama la moda. Diciamo che tu ami piacere. Sì, come no. Quindi quanto sei vanitoso, Raffaello? Barbara, partiamo dal presupposto che io sono un narcisista nato. Amo molto seguire la moda, essere aggiornato nei vestiti, scarpe lucide, calzini intonati con le shirt, mi piace molto vestire. E infatti è arrivato con i calzini viola in tinta con la maglietta e su una giacca di pelle a mezze maniche. Quella è la giacchettina di pelle con le mezze maniche. Mezze maniche, sì. Una cosa mia creata da un mio stilista personale. Io nei tuoi occhi vedo che non sei felice insieme a lui. E per distinguersi dall'esercito dei neomelodici, Raffaello ha inventato anche un nuovo genere musicale, il pop nap sound. Quanto è importante piacere alle ragazze per il lavoro che fai? Le ragazze sono attratte anche principalmente da come ti vesti, dai panni che indossi, i capelli come te li fai, guardano molto queste cose. Senti, tu piaci alle ragazze? Ma io spero di sì. Sul mio sito sono arrivato oggi a 286.000 visitatori. Penso di piacere. Sul viso un filo di trucco, che bella che sei. E per piacere e piacersi, Raffaello non disdegna manicure e pedicure. In generale i ragazzi ultimamente si curano tanto. Sì. Perché secondo te i Mani, ragazzi sopracciglia. tu ti fai anche le No, sopracciglia? le sopracciglia le odio io. Ah, non te le rifai? Mai fatte. Le mani? Le mani sì, le mettiamo. Quindi il manicure lo fai, facci vedere. Sì. Il make-up estetico c'è sempre stato per l'uomo, no? In che senso make-up Mani estetico? e piedi. Ah, ma tu ti fai pure i piedi? Sì, sì. Che chic, questo ragazzo è troppo No. avanti. Pure quando tu ti arrabbi mi piaci di più. Gli uomini siamo diventati più vanitosi delle donne. Io vado tutti i giorni dal mio parrucchiere da uomo per farmi fare l'acconciatura. Mi ricordo che nell'anno 2006-2007 mi feci i capelli un po' più a spazzolino, tutta Napoli con quei capelli, le basette lunghe. Non usciva un ragazzo che non aveva quei capelli, standard. Sono fissato, narcisista nato. Ti piace essere Sì, così? sì, sì. Allora, prima di andare da Daniele, però voglio fare una domanda ad Adriana, ma anche a Sabina e Alessandra. Bisogna un po' anche stanare le